Ritrovata a Napoli la 19enne trevigiana scomparsa da venerdì. Il caso ha tenuto con il fiato sospeso non solo familiari e amici, ma la Marca intera. La mamma dice: l'ho sentita al telefono, sta bene. Paura Marcon, bandito armato, fa irruzione in un bar, il titolare reagisce, viene colpito alla testa con il calcio della pistola, il malvivente in fuga, la vittima è in ospedale. La vicenda delle presunte violenze sessuali al seminario vescovile di Treviso, si difende uno dei due sacerdoti chiamati in causa, accuse prive di fondamento e annuncia querela per diffamazione e calunnia. Si è scusato il rom che su Facebook aveva inviato raccapriccianti minacce al sindaco di Cadonega, dove c'è da tempo un campo nomadi abusivo, scuse inaccettabili secondo il primo cittadino. Regionali 2020, i renziani di Italia Viva costituiranno un polo alternativo con più Europa e azione, strappo con il PD e il centro-sinistra che invece si affidano ad Arturo Lorenzoni. L'informazione di Antenna 3 Treviso diventa sempre più ampia e completa. Dal 1 marzo il TG di Treviso andrà in onda anche la domenica alle 19:30. In 30.000 ieri a Venezia per il tradizionale volo dell'Angelo con protagonista la moglianese Linda Pani, imponente il sistema di sicurezza a San Marco. Sport basket, primo storico trionfo in Coppa Italia per la Reyer Venezia che batte Brindisi 73-67 nella finalissima, un altro trofeo in bacheca per la squadra di coach De Raffaele. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, buon inizio di settimana e dunque la settimana che si apre con una buona notizia perché c'è l'angoscia di una famiglia trevigiana che si è conclusa nella notte quando è stata ritrovata a Napoli la 19enne trevigiana appunto scomparsa da venerdì, un caso che ha tenuto con il fiato sospeso non solo familiari e amici ma tutta la Marca. È stata ritrovata sana e salva nella notte la 19enne di Vascondi Carbonera Giorgia Cagnan, di cui si erano perse le tracce da venerdì, giorno di San Valentino, quando la ragazza era uscita per andare in palestra senza far più ritorno a casa e senza dare notizie di sé. Si è rivelata corretta la pista del biglietto per Napoli che, come accertato dalla polizia ferroviaria, la ragazza aveva acquistato all'edicola della stazione dei treni di Treviso e poi regolarmente obliterato. Le telecamere di videosorveglianza della stazione delle Corriere hanno filmato la giovane e da lì la polizia ha allertato i colleghi della questura partenopea che hanno rintracciato la 19enne nella notte intorno all'1 in un parco poco lontano dalla stazione di Napoli, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia della giovane, prima tra tutti la mamma Sabrina Sbeghen che ne aveva denunciato la scomparsa e ai tanti che anche via social si erano mobilitati per ritrovare la ragazza. Per un incubo che finisce, uno che continua, quello che sta vivendo la famiglia di Charles Yumenana, l'altro giovanissimo svanito nel nulla in queste ore dalla Marca. Charles, 17 anni, è scomparso da Orsago, anche lui venerdì quando sarebbe salito su un treno in direzione Venezia. L'ipotesi è quella di un allontanamento volontario, anche se il ragazzo, che a differenza di Giorgia è minorenne, non aveva mai compiuto gesti di questo genere. Charles ha lasciato il telefono a casa e di ritorno da scuola è sparito. Il padre ha presentato denuncia ai carabinieri di Cordignano. Nel veneziano adesso e con esattezza a Marcon per una rapina violenta consumatasi in un bar, ci racconta quanto accaduto Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Marcon, paura questa mattina verso le 6 per il titolare 31enne di origine cinese di un bar di piazza Municipio, cui è stata puntata un'arma addosso da un rapinatore solitario che gli ha intimato di consegnargli l'incasso. Il titolare ha cercato in qualche modo di resistere, ma il rapinatore l'ha colpito alla testa proprio con il calcio della pistola prima di andarsene con il bottino. Sono stati attimi di terrore per lui. Il bandito poi, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio e impugnando questa pistola, ancora non si è capito se fosse vera o finta, ha in tutti i modi cercato di prendersi il denaro. Si tratta di circa 400 euro che ha preso da un contenitore custodito nel retro del bancone e poi se n'è andato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti poco dopo i carabinieri di Marcon e i colleghi del nucleo operativo radiomobile di Mestre, che ora stanno acquisendo tutte le testimonianze e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare il rapinatore, mentre nel frattempo il titolare del locale è stato accompagnato all'ospedale per tutte le medicazioni del caso. Da Marcone è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. E invece si è conclusa con 2 arresti la denuncia di una minorenne per i reati di rapina e sequestro di persona, l'indagine dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Schio, in provincia di Vicenza, sul ferimento di 2 persone avvenuto a novembre nella cittadina vicentina. In manette sono finiti un
cittadino serbo di 33 anni e un moldavo di 20, denunciato un altro moldavo all'epoca dei fatti minorenne. Il 9 novembre scorso il 118 dell'ospedale di Sant'Orso aveva soccorso e segnalato ai carabinieri 2 persone ferite in seguito a una lite. I 2 cittadini stranieri e imparentati avevano riferito di essere stati aggrediti e rapinati da 3 individui dopo che uno di questi si era offerto di accompagnarli con la sua auto a prendere delle sigarette a un distributore automatico. L'autista aveva poi deviato dal percorso, i 3 li avevano aggrediti e picchiati sottraendo loro un braccialetto e 2 portafogli per un totale di 180 euro. Le 2 vittime erano state soccorse poi da un camionista, era partita dunque l'indagine che adesso ha portato all'arresto di 2 persone e la denuncia di una terza. Torniamo adesso a parlare della vicenda delle presunte violenze sessuali al seminario vescovile di Treviso, perché dopo le accuse molto pesanti di questi giorni si difende uno dei 2 sacerdoti chiamati in causa e dice accuse prive di fondamento e ha annunciato anche querela per diffamazione e calunnia. Presunti abusi sessuali all'interno del seminario vescovile di Treviso, dopo le accuse dell'ex seminarista Gianbruno Cecchin, che ha raccontato di essere stato vittima di violenze 30 anni fa da parte di 2 sacerdoti, lo scontro si inasprisce, tanto che la denuncia dell'uomo, professore di filosofia ed ex assessore a Galliera Veneta, il deposito in procura della quale era stato annunciato per oggi, slitta di qualche giorno. Alla luce di quanto emerso, infatti, ci sarebbero, a detta della vittima dei presunti abusi, delle integrazioni da fare. Nel frattempo, uno dei 2 sacerdoti accusati, don Livio Buso, parroco a San Martino di Lupari, ha scelto di parlare alla sua comunità e l'ha fatto durante la messa domenicale. Vi assicuro in coscienza di fronte a Dio che quanto dichiarato è privo di fondamento, ha detto, aggiungendo, pur in un indescrivibile dolore nel profondo del cuore, sono sereno. Ma don Livio, oltre a raccontare la sua verità ai parrocchiani che gli stanno manifestando tutta la loro solidarietà ed appoggio, è determinato anche a difendersi non solo dal pulpito ma anche in tribunale, manifestando l'intenzione di procedere con un esposto per calunnia e diffamazione. Nel frattempo la curia trevigiana fa quadrato a sostegno dei 2 religiosi dopo il comunicato della diocesi di Treviso che sabato, ribadendo la volontà di chiarezza, trasparenza e verità, aveva espresso fiducia nei confronti dei 2 sacerdoti coinvolti e del loro lavoro, si esprime anche il vescovo di Vittorio Veneto, dicendosi sconcertato dalle accuse lanciate contro il seminario, definite folli ed infamanti. Accuse di abusi invece in questo caso che portano a un arresto e siamo a Rosà, un 46enne appunto arrestato per aver abusato della figlioletta della compagna. Rosà deve scontare 6 anni di reclusione per aver abusato della figlia di 10 anni della compagna. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 46enne responsabile di violenza sessuale nei confronti della bambina. I fatti risalgono a diversi anni fa, quando l'uomo conviveva con la madre della ragazzina, relazione interrotta nel momento stesso in cui la donna ha scoperto quello che accadeva tra le mura domestiche. Il 46enne, immediatamente denunciato, il Tribunale di Vicenza nell'ufficio delle esecuzioni penali ha emesso il decreto di carcerazione e per lui si sono spalancate le porte del San Pio X. Andiamo nel Padovano, si è scusato proprio in queste ore il cittadino rom che su Facebook aveva inviato pesanti, gravi minacce, raccapriccianti minacce al sindaco di Cadoneghe, dove da tempo c'è un campo nomadi abusivo che il primo cittadino vuole chiudere. Su Facebook c'era scritto bisognerebbe mozzarti mani e piedi. Le scuse in queste ore, ma il primo cittadino Marco Chiesaro dice scuse inaccettabili. Sono esterrefatto, tanto quanto l'altro giorno ho letto queste minacce. Le scuse io prendo atto, ma non posso assolutamente accettarle. Quell'attacco, quelle minacce non sono rivolte a me solo in quanto sindaco, ma a una comunità intera che chiede legalità. A questo sindaco bisogna mozzargli le mani e i piedi, così non si muove più. È la minaccia indirizzata con un messaggio su Facebook al sindaco Marco Chiesaro, che ha denunciato l'autore del post, un componente di una comunità Sinti e Rom stanziata in un campo di sosta che il comune vorrebbe sgomberare ritenendolo abusivo.
Oggi le scuse del nomade che Schiesaro ha denunciato ai carabinieri non per paura, dice, ma per il fatto che è stata presa di mira l'istituzione. Il campo nomadi di Via Frattina, alle porte del paese, è da tempo al centro di un braccio di ferro con l'amministrazione, in particolare per la situazione di sporcizia e degrado delle aree agricole vicine, che verrebbero utilizzate come discariche. Nei giorni scorsi un'associazione di rappresentanza dei Rom aveva promosso un sit-in di fronte al municipio e in quell'occasione c'era stato un confronto pacifico con il sindaco. Io ho dato tempo a loro fino alla fine di marzo per poter trovare una soluzione. Ci potrebbe essere ancora qualche giorno di pazienza se vedo che loro si fanno parte diligente, parte attiva per trovare una soluzione. Se vedo invece che cercano di prendermi in giro e prendere in giro la nostra comunità fregandosene della legalità e della legge, allora no, il mio atteggiamento cambierà. La politica adesso con le elezioni regionali 2020, come sappiamo la quadra è stata trovata per il centro-sinistra, o una parte del centro-sinistra, il PD, ma non solo, su Arturo Lorenzoni tra la notte tra venerdì e sabato dopo il voto del PD e poi diciamo l'ufficializzazione ci sarà di fatto in queste ore, ma c'è da registrare lo strappo di Italia Viva dei renziani in Veneto, ribadito e confermato dal presidente di Italia Viva Ettore Rosato, che ha detto: insieme a Più Europa, insieme ad Azione lavoreremo su una nostra candidatura, costruiremo un polo autonomo, ha detto Rosato in un'intervista al Gazzettino, un polo autonomo che parli a quel pezzo del Veneto che si aspetta una proposta veramente riformista. Sulla candidatura di Arturo Lorenzoni come antizaia voluta dal PD e votata dal PD, Rosato precisa che noi non siamo in polemica con nessuno, noi vogliamo lanciare la nostra proposta, del resto loro hanno fatto i loro tavoli, hanno fatto le loro discussioni, hanno assunto le loro decisioni, noi assumiamo le nostre. Questo è il passo di Italia Viva verso le elezioni regionali. Vedremo allora quale sarà questo terzo polo e come si definirà, anche in attesa di ufficializzazione ovviamente da parte del centrodestra. Prima di tornare alla cronaca parliamo dell'informazione di Antenna 3, un'informazione che diventa sempre più ampia e completa perché dal 1° marzo, da domenica 1° marzo, il telegiornale di Treviso, lo storico telegiornale di Treviso, andrà in onda anche di domenica in diretta nel consueto appuntamento delle 19:30. Con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sempre più aggiornati, sempre più informati con le notizie dal territorio, il TG di Treviso di Antenna 3 si fa in 7 e dal 1° marzo andrà in onda anche la domenica. La cronaca, la politica, gli eventi, le manifestazioni, lo sport. Vi racconteremo tutto ciò che accade nella Marca anche la domenica sera puntuali come sempre alle 19:30. Servizi, interviste, reportage, inchieste. Antenna 3 con il TG di Treviso della domenica è ancora più vicina al territorio per dare ai telespettatori un'informazione sempre più completa ed ampia tutti i giorni della settimana. Ritorniamo alla cronaca, adesso ripartiamo da Padova, mattinata di disagi in stazione a Padova e anche di dramma per la morte di una persona che è finita sotto un treno perdendo la vita. L'incidente è avvenuto verso le 6:30 lungo la linea che collega la città a Vigonza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polfer. Da quanto è emerso fino ad ora si tratterebbe purtroppo di un gesto estremo e, come dicevamo, oltre al dramma anche gli inevitabili disagi e i pesanti ritardi e numerosi convogli verso Venezia, Bologna e Verona. Molti treni sono stati cancellati. E poi un pauroso scontro a Pove del Grappa con 6 persone ferite. 6 persone, fra cui 2 bambini piccoli, sono rimaste ferite in un pauroso incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Calentica a Pove del Grappa. 2 vetture, una Fiat Punto e una Volkswagen Golf, si sono scontrate per motivi che sono ancora al vaglio. Tutte le 6 persone a bordo dei 2 veicoli sono state portate in ospedale. I carabinieri hanno bloccato il traffico durante le operazioni di soccorso dei feriti e di rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto anche i vigili del fuoco. Adesso pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta in studio, ripartiamo dalla Marca, ma non solo, per aggiornarvi sulla continuazione di una storia davvero infinita, quella delle quote latte. Quote latte.
Lo Stato destituisce la sua agenzia per le erogazioni in agricoltura passando tutte le pratiche direttamente alla sua agenzia delle entrate, evidentemente con l'obiettivo di incassare comunque e di discutere eventualmente poi sulla validità della riscossione. Un provvedimento che sottolinea da solo quanta confusione ci sia attorno a tutta la vicenda, che va ricordato parte dallo sforamento degli allevatori italiani nella produzione e nel relativo pagamento della multa stabilita dalla Comunità Europea da parte dell'Italia, che poi avrebbe dovuto rivalersi direttamente sulle aziende responsabili. Una storia che dura da 36 anni, dove nel frattempo l'obbligo del limite è cessato nel 2015, ma soprattutto una sentenza della stessa Corte europea ha intimato all'Italia a ricalcolare le multe, considerando che i conti sul prodotto risultano sbagliati. In tutto questo c'è chi ha pagato, c'è chi ha chiuso, chi addirittura si è tolto la vita e chi, e sarebbero più o meno in 700, ha continuato la battaglia contro lo Stato, che con la destituzione di Agea sommerà, sottolineano le organizzazioni agricole, incompetenza a confusione. Confusione su confusione, e noi ormai da decenni siamo qui a cercare di capire cosa dobbiamo fare. Nel frattempo abbiamo chiuso le aziende, qualcuno ha fatto scelte diverse, le stalle sono in difficoltà molto forte e non hanno ancora capito se i soldi che hanno versato o che hanno scelto di non versare sono dovuti o meno. Noi sappiamo che le multe non sono in discussione, ma la somma delle multe sì. Cosa succederà? Noi chiediamo che nel dubbio intanto ci sblocchino i contributi comunitari che ci trattengono e sospendano i pagamenti in corso, quantomeno. Ovvio, ci piacerebbe chiedere che ci restituissero quello che abbiamo già versato e riverseremo a conti rifatti, ma questo lo vedo molto improbabile. Io credo che ad ogni modo oggi l'agricoltura sia creditrice nei confronti dello Stato, quantomeno a livello morale, perché una confusione così non è mai successa da nessuna parte. A Montebelluna adesso, ma cambiamo argomento per vedere le immagini di questa interessante mostra che si è aperta al Museo Civico di Montebelluna e che indaga il complesso rapporto tra uomo e tecnologia. Fra un uomo che entra a New York per giocare in borsa e un cacciatore che nelle età primitive entrava nella foresta, vi sono strutture comportamentali simili. Sapiens da cacciatore a cyborg. A Montebelluna una mostra allestita al Museo Civico con 700 reperti propri, alcuni dei quali esposti per la prima volta, e 50 prestiti, si interroga su dinamiche e conseguenze del progresso compiuto dall'uomo tra il Paleolitico e l'età romana, fino alle insidie dei giorni nostri legate a tecnologia e biotecnologia. La mostra da un lato permette di inquadrare, i reperti archeologici non come singoli oggetti, ma come parte di un percorso umano verso sempre una maggiore complessità tecnologica e sociale. Al di là di quello che si pensa, che molti dicono Montebelluna non ha una storia passata, in verità ce l'ha e ha dei reperti che non sono visibili come possono essere le mura di cinta e i castelli, ma sottosuolo veramente ricco di questi reperti straordinari. Un'esposizione pensata per adulti e bambini, Sapiens del terzo millennio, visitabile fino al 30 agosto, in cui archeologia, arte, filosofia e tecnologia si intrecciano. Questa mostra ci serve per far capire ai cittadini che occorre elaborare una forma di pensiero critico nei confronti delle opportunità che ci dà la tecnologia, opportunità a cui però sono connessi anche dei rischi di disumanizzazione. È il rischio su cui rifletteva Primo Levi alla fine del suo percorso esistenziale, temendo che l'orrore che aveva vissuto nei campi di concentramento potesse riproporsi in forme inedite e molto più eleganti. A Venezia adesso dal nostro Filippo Fois che ci racconta del volo dell'Angelo di ieri nella storica cornice di San Marco, oltre 30.000 persone. Filippo. Sì, buongiorno da Venezia. È stato un imponente dispositivo di sicurezza quello che ha accompagnato in piazza San Marco il volo dell'Angelo dal campanile, l'appuntamento che tradizionalmente segna l'avvio del Carnevale di Venezia. In piazza erano presenti ben 25.000 persone, ma contando anche coloro che non sono riusciti a entrare in piazza, nell'area si trovavano 30.000 persone. A lanciarsi dall'alto, attaccata ad una fune metallica che poi l'ha portata fino alla piazza, la giovane Linda Pani, nominata Angelo del Carnevale 2020 dopo aver vinto il concorso delle Marie del 2019. Come dicevamo, la manifestazione è avvenuta di fronte a un ingente dispositivo di sicurezza, tantissime le forze dell'ordine, anche in funzione
antiterrorismo con dei tiratori scelti dei carabinieri che erano appostati sulla torre dell'orologio di Piazza San Marco. È una domenica che con il sole ha fatto salire il conteggio dei visitatori che hanno affollato la città in circa 100.000 persone. Sapete che sui numeri di questo carnevale si era discusso parecchio dopo l'allarme che aveva suscitato l'acqua alta a livello internazionale e anche il pericolo coronavirus. A giudicare dalla gente che si trovava per strada ieri, questi problemi non hanno avuto seguito da parte dei turisti. Ricordiamo anche che in Piazza San Marco sono presenti 5 varchi controllati che in questa occasione ieri mattina sono stati chiusi quando è stata raggiunta la capienza massima, per l'appunto di 25.000 persone. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Filippo Fois, restiamo a Venezia per parlare dello sport. Questa sera vi mostreremo il servizio del grande trionfo della Reyer Venezia, di cui vediamo qualche immagine in questo momento. La Reyer che ha conquistato la prima Coppa Italia della sua storia, battendo ieri sera Brindisi 73-67, un successo storico appunto perché la prima Coppa Italia che viene alzata dalla compagine lagunare, e dopo aver eliminato in semifinali niente meno che Milano, quindi un successo importante per i ragazzi di coach De Raffaele, anche in chiave morale, visto appunto l'inizio non facile della Reyer in campionato e la ripresa di queste ultime giornate. Questa è la esultanza del sindaco di Venezia, nonché patron dell'Umana Reyer, Luigi Brugnaro. Questa sera vi racconteremo tutti i dettagli di questa importante vittoria. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione a partire da 20:10 ed è un 20:10 da non perdere, perché questa sera avremo con noi Arturo Lorenzoni, ovvero quello che tutti hanno chiamato in questi giorni l'antizaia, il candidato insomma del centro-sinistra, di una parte del centro-sinistra, sicuramente ovviamente del PD, perché l'ha scelto con una votazione, come sapete, anche piuttosto difficile in questi giorni. Quindi Arturo Lorenzoni, il candidato del Veneto che vogliamo, del PD, dei Verdi, per le regionali 2020. Gli chiederemo ovviamente anche dello strappo di Italia Viva di queste ore, questo a 20:10, e poi alle 21:15 Ciarini, come ogni lunedì, appunto in prima serata il talk show che mette la politica alle corde, ovviamente ancora la politica e le regionali, ma non solo, sotto i riflettori, con Simone Borile del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia e Giovanni Tonella del Partito Democratico. Alle 22:30 un'intervista con Gianbruno Cecchin, il professore che in questi giorni ha sollevato la pesante vicenda delle accuse di abusi sessuali al seminario vescovile di Treviso. Dalle 21:30 appunto anche il contributo appunto di Cecchin. Da non perdere dunque nemmeno Ring questa sera alle 21:15. Adesso vi lascio invece alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Veloce passaggio instabile sul nostro territorio. La settimana inizia con qualche pioggia, ma vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso al mattino, con foschie e nebbie localmente anche fitte. Clima più umido con possibili piovigini sulle zone prealpine e pedemontane a partire dal pomeriggio e specialmente in serata. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, valori massimi invece tra 7 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo molte nubi con precipitazioni sparse ma in genere di debole intensità. Temperature minime fino a 7 gradi, valori massimi invece oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, più sole al mattino, poi nubi in aumento dappertutto, anche con isolate piogge. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime sui 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.